Giorno 3 ragazzo. Siamo di partenza da Volterra. Sono rimasto un po' incacchiato da questa esperienza perché, allora, come sai, Volterra l'avevo già vista, però sai, è una di quelle città sulle quali mi sarei voluto divertire, non certo mettere tutto me stesso, come non è mai successo, forse è successo un po' con Matera, vabbè, non dilluiamoci troppo, per fare un po' di un bel video, ok? Nulla di eclatante, ma un video dove ci metto quel pochino di più di impegno, ok? Che di solito non metto minimamente. Però ho lasciato le batterie di scorta in camper, quindi già là fare, già quando sei in compagnia sei tutto di corsa, ok? E sembra adesso i cinesi clic 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 clic. E dopodiché con sta ansia di non arrivare qua a batteria, quindi appena finito stua subito, e in più ho dimenticato anche il drone. Cioè adesso dal parcheggio dove siamo qui proverò, è un po'. Questo perché sai perché? Sai perché cosa è successo? Bravo, bravo. Seguendo i video del Singano tu questa cosa l'hai imparata. Non tanto perché hai imparato a conoscere il Singano, ma perché hai imparato a conoscere te stesso. Che sei fatto, adesso è un po' di libera interpretazione questa cosa, sei fatto relativamente con la stessa pasta mia. Ovviamente poi possiamo essere completamente diversi, tipo mi sono a prosciutto e funghi, ti tessi una pizza con i carciofi a Nutella, sicuramente, per carità di Dio, però quello che voglio dire, per chi magari non segue il canale, svelo già la soluzione, ok? Come nelle settimane enigmistiche, vado già alla pagina finale, che tutta questa delusione, anche insomma una leggera incazzatura nei miei confronti ovviamente, non nei confronti di nessun altro, è perché io mi aspettavo, è perché io avevo delle aspettative, ok? E quella è la fregatura. Io avevo delle aspettative di fare, non dico un capolavoro, ma un video un po' carino come quello che ho fatto a Matera quella volta. Una cosa simile volevo fare con Volterra. Ci tenevo, insomma, dai, ecco, mi sarebbe piaciuto. Ma pensa che anche il CP, adesso no perché sta dormendo, ma quando si avvicina l'ora di cena, lei ha la. No, seguimi perché non sono cazzate, sì, sono cazzate, però sotto sono cose molto importanti. Io ti lavoro sempre sul sotto, ok? Raccontandoti delle frivolezze che stanno sopra per catturare meglio la tua attenzione, per creare questa sorta di simpatia, no? La simpatia è l'aggancio tra i due che parlano. E il CB adesso, vabbè, che era se il caso di dormire, è contento, è pacifico, è beato. Oh, quando si avvicina l'orario del cibo, indipendentemente che lei senta odore di cibo, no, vabbè, dettagli. Quando si avvicina l'orario del cibo e il CP, mamma mia, sembra che lo stiano tirando sotto a una macchina. Una sofferenza. Cioè, veramente mi pare un can sotto tortura. Questo perché? Perché si aspetta di mangiare ora il cibo, non lo vede, cioè in questo suo ora il cibo non c'è, la ciotola non ce l'ha davanti e soffre come un cane. Ecco, adesso ho capito CP perché si dice. Mm. Piace perché questo odore, scusa se ora ti parlo un secondo di me e non dei posti, dopo torniamo nei posti, ma ogni volta che do i bacetti al CP io mi avvicino, cioè sento che sa proprio da cane il CP. E sì che la lavo anche, però spuzza tanto di più che altri cani, sa proprio da can, ok? Non da freschino, proprio da cane, odore di cane proprio. E mi ricorda veramente una parte della mia esistenza, quasi fosse una ricetta della mia anima, quasi ce l'avessi scritto in qualche pagina del DNA. La mia storia, cioè perché la mia storia, la mia naturalezza, il mio essere, io l'ho sempre vissuto, o meglio percepito, quando ero bambino, con i cani. Io ho sempre avuto tanti cani nella mia vita e mi piaceva, era proprio una cosa che andava avanti da tanti anni, vestirmi da cani, cioè nel senso, non nel senso solo male, ma vestirmi con la tuta da cani, nel senso degli abiti che per me bambino erano dedicati apposta a giocare coi cani, ok? Una volta che dovevo giocare coi cani mi mettevo quei vestiti lì e c'avevo tutta l'attrezzatura, la banana, il gilet, tutto quanto, no? Proprio divisa da cani. E lì stavo ore senza parlare e senza parlargli a loro, a star con loro, cioè entravo nel loro mondo e c'era questa simbiosi, c'era questo branco che si creava e lì probabilmente adesso mi è entrato quell'odore proprio di cane, da can de campagna, no? Quei nostri selvaggi che stia sempre fuori, no? Ok? E CP me lo richiama sempre ogni volta, sempre lo stesso odore che io mi porto dietro dall'infanzia, che negli altri cani sinceramente, magari i paroni di tempi netti, per carità di Dio, non ho sentito.
Spite spusi. Per questa van life non cambiare, stesso pulmino e stesso fratello di pulmino. Ricordo che il nome di Pulmin, adesso non sto scherzando, è questo, è perché l'ho detto tante volte, ma giustamente non tutti i miei video. Ci sono tanti in giro per l'Italia, tantissimi Mercedes Sprinter, ossia la base del mio camper, adibiti a pulmino scolastico, o meglio a pulmino quello che porta in giro la gente, tipo questi qua, tutti i Mercedes Sprinter. Noi andiamo a fare giro, tu vieni a fare giro, cane che non parla dice sì. Ecco, piove, quindi neanche la dronata. Dai, andiamo alla prossima tappa. Dica CP, è una roba incredibile. Grande Singano, come faccio a trovare sempre parcheggio nei posti più impensabili, nei centri storici eccetera? Solito discorso, Google Maps vista satellite e dopo ti metti le puntine. Ti consigliamo anche una breve tappa in questo simpaticissimo borgo che si chiama Monte Scudaio. Dimmi? Monte Scudaio. Monte Scudaio, questa è a testimonianza di quanto ci prepariamo noi prima di fare i video. Monte Scudaio. Udio, Italia al momento è catartico, ok? Quanto abbiamo esatto, non è una L, non è una F, non è una C perché la C è la Topolino, ovviamente non è la R che è l'ultima, non mi ricordo che razza di 500 è. Peccato che gli hanno cambiato i sedili, nel senso che anche se prese un po' malino, ricordatelo sempre, macchine del genere, soprattutto quando hanno la targa originale e lui ce l'ha, valgono soldini. Cioè, questa è presa tanto malino, ok, però a parte i sedili era tutta originale. Ricordati, il valore delle auto e delle moto storiche dipende esclusivamente dalla loro originalità, o meglio dal livello di conservazione della loro originalità nel corso degli anni, nel corso di quanti anni, punto di domanda, hai capito? Per questo trovi ad esempio in vendita quelle Cafe Racer, che sono di quelle moto bellissime, veramente stupende, tirate completamente a nuovo a 2000 euro, e dici madonna, ma come mai? Perché non valgono un cazzo, cioè non hanno valore di mercato. Aspetta Marco, quindi si può dire, ma dov'è che siamo qua? Cecina. Quindi diciamo che la sera a Cecina, come diceva Silvia Salerni, si vede anche il mare. Magari i miei gentili amici non hanno notato, ma tutta la città ha questo disegno qui di questa ragazza con la barba e senza bocca. Oppure la barba gliel'hanno fatta dopo? No, sì, l'ha fatta dopo. Wow, gentile pubblico, per tutte queste zone di Siena, nei cavalcavie e nelle case abbiamo visto questi murales, queste opere d'arte più che questi murales, anche se murales non sta a significare pastroccio, ma sta a significare dipinto appunto nel muro, e tutti con questo stile Tim Burtiano, no? E chissà chi li fa. Un'altra cosa che ho notato, non che sia importante, interessante eccetera, ma Siga notaia, ok, è che qua le locandine dei morti, le epigrafie, le fanno senza la fotografia, c'è solo il nome e cognome. Mamma mia, quanto bene ho fatto quella volta a scegliere i pitbull, cioè guarda, con i pastori tedeschi non puoi veramente entrare da nessuna parte, non puoi fare niente. No, è fantastico, si diceva che il posto che ho cattato qua è veramente molto tattico. Se a qualcuno serve metto la posizione GPS nei commenti. È attaccato, letteralmente attaccato, c'è proprio questo sentiero che porta al parco, quindi è molto molto piacevole. E sai a quanto siamo dal mare? 30-20 km? Sì. 20 circa. Ma no, non capiscono un cazzo qua. Se amate la natura, danneggiate i fiori e gli alberi. No, non devi danneggiarli. Fuochi nei boschi? Ma no, ma neanche, non bisogna accendere i fuochi. Ma no, non bisogna inquinare le acque, non bisogna lasciare i rifiuti, non capisco un cazzo questo. Ma io dopo pranzo una partitella a basket me la ciuccio. Sì, è proprio piacevole sto posto. Sì, proprio un angolino, sai quei paesini dove che non si aspettano magari, cioè, sai quei paesini dove quando vedono che sei foresto o sia straniero te guarda tutti come per dire ma chi ho quel, chi che l'è, dove che viene, hai capito? E secondo me l'hai sentito dire più volte,
queste realtà sono la vera tipicità dei luoghi, ossia non sono la parte turistica, che è la parte enfatizzata, la parte ricalcata, ma sono la parte reale, ok? A parte sconta, anormalità, ecco, anormalità è la tipicità, ok? Anormalità di un posto, se ha tipicità. Allora ragazzo, due curiosità da raccontarti. Perché sono io che intervengo, perché sennò dicono no, facciamo finta di niente, tu hai il coraggio di parlare. I dettagli, no, gliela sto prendendo larga per dire che una è diciamo simpatica nel senso che crea questo interesse particolare, eccetera, Singano taglia, ok? E l'altra invece è una cosa tragica che i veneti o comunque i nordici si portano dietro da tanti anni, la questione dello spritz, ok? Adesso per carità da noi saranno aumentati i prezzi, tutto quello che vuoi, ma uno spritz in media da noi lo paghi 3 euro, 2,50 euro, 3 euro, hai capito? A meno non sei proprio in località turistica, allora là arrivi a pagarlo anche 3,50 euro. Qua, ma anche in Puglia per carità di Dio, dai 5 euro in su, perché lo considerano come cocktail, ma come cocktail, cioè devi guardare non solo tanto il discorso del cocktail, ma il costo dei componenti. E ora un piatto di pesce è la stessa roba a dire, non so, un bisatti in umido e i scampi fatti a griglia, no, cioè è sempre pesce ma sono robe diverse. Quello che invece ci ha lasciato parecchio perplessi non è tanto sto discorso spritz là, però che l'ho preso io, loro hanno preso uno spritz bianco, però attenzione, analizziamo bene, cos'è lo spritz bianco? Allora attenzione, premesso, no, non ci importa dei soldi che abbiamo pagati, è solo che ci sentiamo presi in giro come tutti i veneti, per quello continuiamo a fare sto discorso degli spritz, ok? Allora lo spritz bianco, ritorno dove ero arrivato, è semplicemente un po' di vino con dell'acqua, sì, un po' di prosecco, va bene, allungato con l'acqua, gasata, va bene, ma non è semplicemente un bicchiere di vino con un po' di acqua dentro, ok? Alla fine un bicchiere di vino con un po' di acqua, 5 euro anche quello, cioè come il mio che aveva cioè non ha senso. E come che ho chiesto alla signora un Negroni 5 euro, e il Negroni lo fa pagare 5 euro, però per noi veneti, ripeto, ne parlavamo, non ci importa niente dei 5 euro, però il fatto di dover... Scusa, no, lasciami finire, okay. Cioè non ci importa dei 5 euro nel senso come spesa del valore dei 5 euro, però pagare 5 euro per un bicchiere di vino allungato con un po' di acqua... Acqua e vino? È offensivo, cioè ci sentiamo truffati, passami il termine, noi veneti intendo. È proprio quello, no? È quello che poi stavi pensando tu. Poi loro non è che è proprio via dal Veneto e dal Trentino è così. Ti fanno pagare magari anche 1 euro il caffè, mentre da noi costa 1,20 euro e 1,30 euro. Però loro lo considerano cocktail. Abbiamo deciso che faremo gli aperitivi con i mojito. No, andiamo a prendersi un bicchiere di vino e prendiamo un bottiglietto di acqua gasata, lo facciamo noi. Esattamente, un bicchiere di vino e un bicchiere di acqua, paghiamo a metà e abbiamo speso noi stesso. Non si può neanche pubblicarla sta roba. Volevo insegnare una cosa importantissima, però è veramente per pochi, sai. Allora cosa succede? Io ho fatto volare prima il drone, errore dello stabilizzatore, bloccato qua e là. E ti insegno una cosa, la mia vita non può avere rotture di coglioni, cioè per me le rotture di coglioni sono infinitamente più gravi della perdita di soldi, infinitamente. Pertanto ho preso il drone e l'ho scaraventato a terra, non me frega un cazzo che costava 600 euro, è una merda, sono cinesate, sono merdate, Dio povero, e questa è la fine che meritano, nel bidone l'immondizia, Dio povero, perché guarda te, se io devo pagare per avere rotture di cazzo. No, la mia vita vale infinitamente di più dei soldi di sto cazzo di drone. Quindi è stata una liberazione scaraventarlo a terra. E a me dispiace, poi chiudo il discorso drone perché veramente ho il veleno nel sangue. Mi dispiace che veramente il 90% non capirà questa cosa, ma è stato un grandissimo investimento. Tutti fanno gli investimenti per prendere il drone per il canale, io faccio l'investimento per migliorare la mia vita, ok? Cosa significa? Il drone è una rottura di cazzo da portare in giro, ricordarsi e questo e quello, e la paura che te lo rubino ogni volta, eccetera, eccetera. In più anche, fate a caso, proprio quando è scaduta la garanzia, che coincidenza, proprio adesso si è rotto, che strano, senza neanche toccarlo e sfiorarlo. Dai, via, è stato un grandissimo investimento per la mia salute. Ossia, buttarlo in te squasse se sta l'investimento.
Ripartenza ragazzi! Castiglioncello. Siamo attaccati alla famosa spiaggia di Vada, che è a Rosignano Solvay, provincia del Livorno. Sei in Toscana? 50 euro foto col gatto, 50 euro. Famosa scritta da tanti anni che è qua, ma vale sempre vale. Allora guardiamo un po' qua io e te, perché i miei amici pezzenti non capiscono niente. Allora, guarda, vedi? Invece della cucina da barboni che avevano noi camperisti, guarda che bella cucina, col piano americano, che ha questo iottino. E guarda qua, sì, è sempre bar che non gli alberghi. E al posto del letto basqueante che il cibo ha dei pulmini, guarda che roba. Vediamo... no, qua sono tutte barche da poveri. Ti ricordi a Saint-Tropez che era quei iottoni che avevamo visto? Minchia, guarda la lampadina che l'ha sto bar, guarda che misteri. Eccoci qua, guarda, ecco sto catamarano è già un po' meno da poveri, vedi? Ecco, vedi che ho detto poveri e si è mosso, vedi? Ha un po' la poverofobia, vedi? Guarda, è l'unico che si muove. Io lo guardo, gli dico poveri e lui si scrolla come per dire no, io no, i poveri no, poveri andate via. È carino, è un po' la zona commerciale per i non poveri. Vedi, i miei amici qua gli ho detto dai che andiamo a vedere le barche e tutti e due hanno detto no perché non ce le possiamo permettere. E cioè, secondo me devono apprezzare. Che menata! Sì, cioè quante rotture di coglioni ci siamo risparmiati, come il discorso del drone. Quanto costa un posto di una barca? Dai 70.000 ai 200.000. E allora vedi, perché non mi segue mai anche adesso. Se tu vieni qua, capisci che non te lo puoi permettere, hai già risparmiato 70.000 euro di posto barca, cioè hai guadagnato un soldo risparmiato, un soldo guadagnato. Io ti ho appena fatto guadagnare 70.000 euro. Invece è un ragionamento me li puoi dare in comoderate adesso. Invece è un ragionamento sbagliato. Registra. E sta registrando. Invece è un non fammi 3 ore di video, no, però. È un ragionamento sbagliato perché invece 70.000 euro potrebbe essere un buon investimento. No, lo vendi subito come un garage. Sì, un se lo vendi, barca. ma se lo devi usare perché hai la barca, hai capito? Non hai problemi di soldi. Vabbè, intanto ti ho fatto risparmiare 70.000 euro, quindi in comodi spritz me li torni. Te parla di Sky, scampa tutti, Dio cazzo, incredibile. Invece di me grazie, ti darò compose, gli scampa. Sì, appunti interni. Queste sono tutte barche da poveri e tutte con la vela, quindi i poveri amano la vela. Ovviamente io sto scherzando perché sono sarcastico, se però ti non ti ha capito, Simona, Dio caro. No Marco, scusa. Non sono entrato. No, mi permetto di dissentire, ma anche queste sono da poveri, senti che Sì, cigoli. Esatto. No, c'è già il fatto di avere l'ormeggio che cigola è sinonimo di povertà. In più tutto questo caos, ok? Sai che la bellezza è l'armonia della simmetria della forma. Io qua non vedo simmetria, vedo caos. Minchia, pensa Marco, ma che sono tantissime. Che questi, tutta sta gente, quasi tutti i vecciotti miliardari, no? Una volta all'anno verranno giù in barca. A parte che vengono giù una volta all'anno, quel che vogliono, ma fra un po' muoiono. C'è tutta la rottura di cazzo della barca, magari se hanno parenti gliela regalano. E poi neanche sapranno che gliel'hanno regalata, no? Perché non è che entrano in un'altra dimensione dove vedono ciò che accade qua, eccetera, eccetera. Cioè sì, sarebbe un bel fantasy, però resta lì nell'immaginario fantasy. E quindi vara tiro, tu dai coglioni, poi si buttare via, vara materia, vara tutto in te squasse, vara. Buah, che belle squasse, vara. Dio mio, ci vuole tanto. Ecco qua, guarda, te la puoi anche noleggiare. C'hai il Jeffrey, l'Armando, Coseo, quel del Ferrero Roger. Ambrogio, Signora, avverto un leggero dolorino. ci fermiamo a cagare, signora? Non saprei dove, Ambrogio. Potremmo andare da mia madre. Al più passare a casa di Bruno. Non caghi, signora. Dovremmo tenere in auto qualcuna di quelle palle lassative. Come no? Ho cagato. Bravo, Ambrogio. E ti fai anche la pericena alla modica cifra di una sonda anale 3.
to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black.